Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano ragazzi, nuova stagione NBA. Dopo la super deludente stagione di Phoenix, il Comendone è stato preso dai Dallas Mavericks che l'anno scorso hanno fatto 51-31, quindi una squadra molto più forte, speriamo bene ragazzi. E altra cosa da dire è che il titolo NBA l'ha vinto Oklahoma 4-2 contro Cleveland e Kevin Durant ha vinto l'MVP dell'anno, quindi ragazzi veramente è così. Ha messo 12 minuti cazzo. Ok, ho messo 12 minuti, mi sono dimenticato di mettere 10, va bene. Comunque siamo 26 a 4. Cosa? Non ci credo, 26 a 4 siamo. Inizio un po' curioso, ragazzi. Prima partita dall'NBA, seconda stagione, ragazzi. Siamo siamo con i Dallas Mavericks. Finalmente siamo con una squadra decente. Ah, il coach è Doc Rivers, raga. Non ho più il numero 7, però che bello il 21. Bye, Doc. Ok, fai gli screenshot. E si comincia ragazzi. Siamo contro Tony Parker, siamo a San Antonio e inizia la carriera comendiana. Seconda stagione. Attenzione, il Cume subito parte ed è subito fallo. Subito il fallo su Veneziano. Primo libero e va, attenzione, bellissime le faccette di Tony Parker, non ci credo. Le faccette di Tony Parker. 2 su 2. Ragazzi, stiamo leggermente massacrando San Antonio, Mi piace questo inizio di NBA. Poi abbiamo il nostro Dirk Nowitzki, un giocatore che ho sempre amato di più. E siamo in due squadre dove è stato Steve Nash. Dopo il primo anno comediano è stato un po' così, ha giocato una trentina di partite, non di più. Bellissimo Dirk, mamma mia. Nowitzki. Primo libero, grande Dirk. Qua è tutta un'altra squadra ragazzi, è tutta un'altra squadra. Ellis, Chandler, tutta un'altra squadra, fioi. Qua possiamo arrivare ai playoff tranquillamente. 51-31 è stato un bel record per Dallas l'anno scorso. Abbiamo anche Doc Rivers come allenatore. Anderson, eccolo là. Entro io. San Antonio comincia a giocare meglio chiaramente. Ma questi sono dettagli. Parson. A Dallas c'è un bel progetto. Doc Rivers, detto che punta molto su Veneziano. Attenzione, qua c'è il primo assist per Dirk Nowitzki. I biondoni di Dallas vogliono dimostrare di essere grandi giocatori. È incredibile questo primo quarto. Cioè, abbiamo già 32 punti contro i 10 di San Antonio. It's incredible, Kume. It's incredible. Vai fioi, Tananero. Attenzione, il Kume, si butta il Kume, peccato. Attenzione, Joseph. Si comincia in trasferta. E c'è ancora canestro, arriva il Comendone e San Antonio comincia a fare punti. Molto bene, la cosa è abbastanza ufficiale. Vai. Il Come ancora si inserisce, stavolta lo mette il maestro del pick and roll. Grande. Grande Come. No, non scapparmi via così. Green. Boner. Fallo ancora di Dirk Nowitzki. Libero. Merda. Vai fioi, vai. Vai, come dimostriamo al mondo che noi siamo fighi. Attenzione, bombone da... Sì, bombone, tiro da fuori, è sbagliatissimo. E inizia la seconda stagione NBA per Veneziano, che deve essere quella insomma della consacrazione. Dobbiamo veramente dimostrare che siamo da NBA e non solo da basket europeo. Joseph. Miles. Fallo di Aminu.
Quanti falli, ragazzi, quanti falli. Ah, Dio mio. Vai Kume. Vai Kume. Vai Super Kume. Bravo. Harris. Bellissimo. Non riusciamo a far canestro, però. Porca puttana, entra il comandone e cominciamo a prendere parziali. It's incredible, Kume. It's incredible. Passaggio deviato. Bella scaputtana. Oh, San Antonio sta lentamente rientrando in partita e questa cosa non mi piace. Non mi piace. Vai Kume. E arrivano 2 punti dalla media distanza. Eccolo qua, signori. It's the Kume. Il Super Kume. Sta tentando l'avventura a Dallas. 8 da 3. Missile. Recupera bene Dallas. Ok, Kume. Vai Kume. Vai Super Kume. Prova il tiro da 3. Solo rete! Solo rete! Triplone! Triplone di Veneziano! Fallo di Veneziano inutile. Tipici fallo del Kume inutili, molto bene. Ok, primo libero. Il secondo libero. Però veramente Dallas è partita veramente a cannone. Alla TNT Center. Brutta stoppata questa, veramente bruttina. Occhio ragazzi, occhio. Bravo il Kume prende il rimbalzo, si prende il primo rimbalzo della stagione. Fantastic Kume, fantastic. Vai Harry, non è un tiratore, abbiamo capito. Ah, peccatus. Finisce il primo quarto. Vai triplone. E arriva il triplone di Veneziano. Ok. Ragazzi, manca 1 minuto e 30 alla fine del secondo quarto. 61-37. 61-37. Stiamo giocando bene, cazzo. Stiamo giocando bene. 2 triploni su 3. Buono, buono, buono. Dallas mi sta piacendo. Bellissimo! Assist pesantissimo del Kume. Non vedo l'ora di incontrare Phoenix per riscattarmi, cazzo. Per distruggerli, porca puttana, che squadra di merda che hanno. Buono. Fallaccio, però almeno fallo che porta, passaggio che porta al fallo. E io godo. Harris. Secondo libero. La linea della carità. Ok. Ragazzi, mancano 3 minuti e 45, 30 punti, 2 rimbalzi e 5 assist. Io non so come definire la mia prima partita a Dallas, cioè fioi, non so cosa dire, non so cosa dire, un qualcosa di devastante. Un qualcosa di devastante, ormai con le difese anche che di San Antonio che
che chiaramente cerca di attaccare, quindi ho dei spazi incredibili. Sto facendo la mia migliore partita in carriera, proprio la prima con Dallas. 30 punti, ragazzi, finalmente un Kume devastante. E mamma mia, poi contrava anche questa. Meglio di così non poteva essere il mio debutto con i Dallas. Ragazzi, questa è una grande azione. Grande azione di Tony Parker, comunque ha fatto 28 punti mi sembra, cioè, grande partita di Tony e veneziano. Vai Kume. Queste sono le azioni del Kume, arriva. Ragazzi, il pick and roll veneziano, sto facendo la storia, 32 punti, fioi. Sono 32. Time out. C'è anche l'allenatore di Phoenix, ragazzi, c'è l'allenatore di Phoenix che mi sta facendo i complimenti, che è venuto qua a San Antonio per gustarsi il suo Kume. Il Kume cade intanto. Tony. Tony mi fa ancora. In difesa devo migliorare veramente tanto, ma in attacco oggi ho fatto cose che non hanno senso. Da 3, prova il missile da casa sua! Da casa sua il Kume! Terza tripla a San Antonio, ragazzi, 60 da 3, mamma mia, ragazzi. Non ha senso questo Kume, è un Kume senza senso. Parker ancora però in difesa. Nowitzki, mamma mia, una stella. Se il Kume gioca sempre così sono cazzi per tutti, ma non sarà così e lo sappiamo già. Ogni tanto NBA ti dà queste partite. Qua è un tiro impossibile, anche l'impossibile diventa possibile. 37 punti, ma ragazzi, ma dove siamo? Ma dove siamo? Io non ho mai visto un Kume così. Io non ho mai visto un Kume così. Ormai San Antonio in difesa non esiste più. Non esiste più, ragazzi, il Kume è scatenato. Un Kume così chiaramente, cioè, non si era mai visto prima d'ora. Fallo di veneziano, quinto fallo. Ting. C'è Doc Rivers che è scatenato, ragazzi. Doc Rivers aveva detto il Kume può fare tutto quest'anno e per adesso è così, raga. It's incredible, Kume, it's incredible. Voglio 40 punti e il Kume se li prende con una schiacciata. Io non so cosa dire, fioi, non so cosa dire. Abbiamo beccato la partita fortunata, probabilmente. Prepariamoci che non sarà sempre così, io ve lo dico. Non sarà sempre così. Tony Parker la sbaglia. Manca un minuto, vittoria strepitosa. Ci è entrato tutto quest'anno. Quest'anno, in questa partita è entrato veramente di tutto. Cominciamo abbastanza bene la stagione con 41 punti e veneziano si prende anche un altro rimbalzo. Mamma mia, signori, mamma mia. Peccato solo per gli assist che potevano essere di più e forse ne arriva un altro appena detto. Io non so che dire, io so solo che sto godendo. Non devo ancora fare una double in carriera, ma siamo abbastanza vicini. Il campioncino che ha fatto strage, storia, miracoli con la Reyer. Dopo un anno a Phoenix difficilissimo, ha cominciato con Dallas da fenomeno assoluto. Ragazzi, finisce qua, un saluto dal Kumendone veneziano. È stata veramente una partita incredibile. Mancano 16 secondi, veramente un Kume strepitoso. Dallas ha fatto 51-31 l'anno scorso, quindi è chiaro che possiamo... speravo nell'assist, ho sbagliato. Si va a vincere 128-105. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.